Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Prima di spiegarvi il progetto di questa settimana, vi invito a rimanere fino alla fine del video per scoprire chi ha vinto il contest di 2 settimane fa. Ho ritrovato in soffitta qualche settimana fa questo, che come potete vedere è un tabellone, un bersaglio delle freccette elettronico con tutto il mio vecchio kit delle freccette. Dunque ho deciso di ricavare un piccolo mobiletto per tenere tutto l'interno chiuso, semplice proprio come il pub, da appendere qui in laboratorio. Questo progetto l'ho già cominciato ieri facendo queste qui, che sono 2 pannelli da cui ricaverò le ante per aprire. Quindi semplicemente ieri ho preso le tavole fuori sotto nella legnaia, ho piallato la costa e ho fatto la giunzione semplicemente colla e messo qua. Dopo di quello sono passato a fare il mobile che di per sé conterrà tutto, e sempre con le stesse tavole piallate a poco più di 1 centimetro. Ho fatto una cornice e ho inserito a filo, facendo uno scanso con la fregiatrice, il fondale. Oggi penso che terminerò questo progetto, dovrò solamente creare, piallare quei pannelli là, portarli a misura, disegnare la sagoma delle 2 ante, terminare questo e poi ci facciamo una partita assieme. Ok, ora che è stato piallato tutto, devo aggiungere questi 3 cm ai pezzettini di lanta, perché la pialla che ho è da 30 cm di larghezza massima di taglio e queste ante mi servono che siano proprio qualche centimetro più larghe. Quindi una volta piallate ho portato a misura un altro pezzo di tavola, così davvero della stessa misura, e ora si andrà a collegarlo nella parte esterna. Wow. Poi c'è questo. Uso la Titebond 2 perché ha un tempo di asciugatura minore rispetto alla Vinavil che ho usato per fare i pannelli, quindi nel frattempo o mi posso dedicare ad andare avanti con un altro lavoro o andare sul computer e andare avanti con altri lavori, quindi o lavori fisici o lavori al computer. Ok. Oh, che scago. Ci è mancato poco che non mi cascasse tutto addosso. Già ieri mi è successa una cosa simile, ho preso una botta qua sul gomito, proprio sul nervetto, non potete capire. Dunque, le ante sono state fissate, ora saranno pronte circa oggi pomeriggio secondo me per poterle lavorare. Intanto porto avanti quello che manca, e cioè, sul suggerimento di uno di voi ieri su Instagram, per non far rompere le freccette, di mettere qualcosa, e sono andato a comprare stamattina questi fogli di sughero da 2 mm circa. Quindi ora, finché quello si asciuga, incolliamo questi, mettiamo il bersaglio e fissiamo già tutto il muro alle altezza e distanza regolamentari.
Ora dobbiamo mettere le viti per fissare questo. La distanza tra un foro e foro è 24. L'altezza che più o meno è in centro è qua, 24. Perfetto. Ora le misure regolamentari partono dal centro del bersaglio, quindi ora mi farò solamente delle referenze di misure, quindi qua. Perfetto. Ora bisogna misurare quanto era, 2,37 m dal frontale del bersaglio. Ok, linea messa, bersaglio messo. Ora finché quelle porte si asciugano. Ah, ho messo 301 come gioco, ho sbagliato. Vabbè, giochiamo a questo. Venti. Chiamato, Winner! Ok. E ora vediamo com'è venuta questa. E vediamo di fare le ante. Allora. 1 e 2. Perfetto, sufficientemente largo, sufficientemente alto. Ora queste dovranno essere squadrate, questa altezza, tac tac. Intanto squadriamo queste, devo ancora capire bene come farle. Ok, ora sono posizionate, cercherò di fare il disegno di un arco così. Questo non è la prima volta che faccio un lavoro del genere, l'ho già fatto quando ho fatto la porta da saloon del bar. Vi lascio il link in descrizione per andare a vedere quel video lì se ve lo siete persi. Ok, sembrano essere venute decisamente bene. Ora andranno messi così. Do una levigata generale, veloce, giusto per dare un look più pulito. E poi iniziamo a mettere le cerniere. Una volta fissato tutto, vediamo come dare la finitura. Dunque qua ho preparato tutto
per la finitura utilizzerò questa bomboletta che è un misto di propano e butano con la fiamma che arriva a 1900 gradi. Questa serve per fare la brasatura leggera, ottima per questo tipo di applicazione. Proviamo. Ok, le parti sono state fatte. Non so se alla fine riuscirò a fare anche il mobile perché ho quasi terminato la bombola e ho solo quella. Ora andiamo fuori all'aperto e grattiamo tutto. Dunque le ante sono finite, ho fatto questa finitura sia sul fronte che sul retro. Ora non mi resta solo che montarle sul mobile e dargli la finitura poi sopra. Il mobile è questo qua, invece non gli ho fatto quella finitura, non l'ho bruciato perché ho finito la bomboletta per bruciare. Quindi rimarrà semplicemente così, forse gli darò un impregnante per colorare e rendere un po' tutta la struttura omogenea, ma devo vedere quello che ho a disposizione in casa. In più mi sono bruciato e mi è venuta questa bolla gigante. Eccolo qua terminato. Alla fine sulle ante non ho dato nessuna finitura, ho solamente colorato con un impregnante noce scuro l'interno e l'esterno del mobile per far sì che matchano un attimo i colori e fine. Non penso metterò neanche il portafreccette qua perché ho il mio astuccio qui con dentro tutto quello che serve. Benissimo, e come sempre anche questa è stata chiusa. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere con un bel like che mi aiuterebbe molto. Per tutto il resto lasciate un commento qua in descrizione. Se invece ti piace il mio lavoro e i contenuti che continuo a portare ogni settimana, qua sotto in descrizione trovate tutti i link utili per supportare il mio progetto. Io vi ringrazio sempre a tutti ed ora passiamo all'estrazione del contest. Ok, eccoci qua al computer. Come vedete sono già qua sulla pagina del video e qua ho il programma per pescare un commento random. Prima di farlo volevo solamente ringraziarvi a tutti per i commenti che avete lasciato. È stato molto bello la condivisione delle vostre passioni e vedere da cosa sono partiti, e ascoltare e leggere così tante storie differenti. Anche chi si è aperto un po' di più. È stato molto bello avere un feedback così di ritorno. Detto questo, ora passiamo al vincitore. Come vedete qui siamo davanti al video che ha ricevuto in totale 43 commenti, quindi buono. Peschiamo il link e lo copiamo qua, peschiamo il tag e lo mettiamo qua. Analizza 32 commenti che hanno usato il tag. Ora, precisando, pescherò 4 vincitori, saranno i primi 2. Se questi 2 non saranno reperibili, non mi contatteranno, comunque non andrà a buon fine perché non saranno iscritti al canale o comunque non rispettano esattamente i 2 requisiti per la partecipazione al contest, passerà alla riserva di altri 2. Quindi il primo vincitore boom, Matteo Arcondis, pazzesco, grande Matteo, grande Marco, perfetto, quindi Matteo contattami che sei il vincitore, me lo segno nelle note, Matteo Arcondis, sei il primo vincitore. Secondo,
Romina ha commentato, perfetto, quindi anche te Romina sei la vincitrice del contest. Ora passiamo alle due riserve. Federico Adamo e Fabio Lipstick. Dunque adesso i primi due vincitori, Matteo Arcondis e Romina, potete contattarmi direttamente alla mail che vedete qui sotto, così ci mettiamo d'accordo con la spedizione e tutto. Grazie ancora a tutti di aver partecipato e ci vediamo al prossimo video.